Marco Dolfin, consigliere regionale dell'Intergruppo Lega Veneta, capo dipartimento pesca per il partito in Veneto, ha espresso la sua preoccupazione riguardo la crisi storica che sta attraversando il settore della pesca. Condivide infatti il pensiero del vicepresidente di Confcooperative Fedagripesca sulla necessità di adottare misure urgenti per sostenere le imprese della pesca che si trovano ad affrontare numerose difficoltà. Propone un approccio che contempli sia sgravi contributivi che il ricambio generazionale degli addetti. Sempre meno giovani sono infatti interessati a intraprendere questa professione antica, rappresentativa del nostro patrimonio storico, culturale e tradizionale. Suggerisce l'implementazione di un progetto formativo scolastico per gli istituti superiori, finalizzato a fornire agli studenti una comprensione delle nozioni fondamentali riguardanti la pesca e ad orientare coloro che desiderano avviare una carriera in questo settore. L'iniziativa proposta dovrebbe partire dalle scuole del territorio, coinvolgendo attivamente i giovani e promuovendo competenze e conoscenze moderne legate alla gestione sostenibile della pesca e dell'acquacoltura. Attraverso questo approccio si mira a suscitare interesse e coinvolgimento degli studenti di entrambi i sessi verso questa importante e tradizionale attività, preparandoli per un futuro nel settore della pesca. Aragoste, astici, granseole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM, per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'Isola Saloni a Chioggia.